Beh, una cosa ridicola è come se vediamo, se analizziamo le cose che ci circolano intorno in questi ultimi tempi, insomma, no, che i vari casi, anche se diversi, ma la giustizia italiana è veramente, come dire, ridicola per dir poco, ridicola. Ma non per il fatto mio personale, ci hanno condannati perché avevamo fabbricato il cannoncino sull'ultimo, sul secondo tanco, no? E paradossalmente, prima di fare questo processo, ci hanno dato indietro il carro armato, pensi un po', e il cannoncino non l'avevamo fatto ancora. C'è un paradosso proprio, ma fa niente, dai. Ci riceve nel salottino della sua abitazione di Casale di Scodosia. Sono impegnato, ma accetta di parlare Flavio Contin, uno dei capi del Comando Serenissimo che il 9 maggio 1997 tentò di liberare, come dice lui, con il tanco Marcantonio Bragadin, piazza San Marco. La foto di quel giorno è appesa alle sue spalle. Beh, non può essere descrivibile. Quel giorno eravamo, come dire, settimo cielo per dire, ecco. Siccome che era un qualcosa di programmato da anni, eravamo preparati a affrontare questa situazione, anche perché noi non siamo andati a occupare Piazza San Marco, ma siamo andati a liberare Piazza San Marco in nome della Repubblica Veneta, perché erano i 200 anni della caduta della Repubblica Veneta. La Serenissima non è mai caduta per noi, c'è sempre la Serenissima, perché c'è nella mente di tutti i veneti. Storicamente noi abbiamo una storia invidiabile, siamo una nazione storica d'Europa, il Veneto è una nazione storica d'Europa. Ha la fierezza negli occhi, il duro lavoro nelle mani. Nella rimessa, accanto alla sua abitazione, riposano i due tanco. Questo è Sebastiano Venier, il tanco che i Serenissimi stavano progettando nel 2014. Accanto Marcantonio Bragadin, il tanco di Piazza San Marco, riscattato all'asta per 6.600 euro nel 2006, figlio della terra veneta e della Serenissima Flavio Contin. La cosa più imminente del Veneto servirebbe, il Veneto, che i veneti si svegliassero un po'. Purtroppo sono sempre al servizio non solo di Roma ma anche di Milano. Questo mi sta ancora più sullo stomaco quando sono al servizio di Milano più che a Roma. Molto critico anche sul percorso della legge sull'autonomia, in particolare nei confronti del ministro Calderoli e dell'ex governatore Zaia. Dopo 8 anni che c'è stato il referendum, non abbiamo ancora raccolto niente, niente di niente. A cominciare il responsabile numero uno ritengo che sia Zaia, perché anche lui parlava di indipendentismo 7 anni fa, e con accenti anche piuttosto pesanti, però non ha fatto niente. La condanna definitiva per il tentato blitz del 2014 è stata trasformata in 32 mesi di servizi sociali che svolgerà nel suo comune. Ne sta parlando con il sindaco Marcello Marchioro, ma su alcuni punti è chiaro. Non so neanche che cosa potrei fare alla mia età, nel senso che ovviamente se ci fosse da fare qualcosa inerente alla mia ex attività, perché ora sono in pensione, facevo gli impianti elettrici, però se, tanto per fare un esempio un po' ridicolo, no? Se mi mettono a fare il nonovigile con la paletta mi rifiuto decisamente. Non mi metto, certo, mi metto in piazza a fare i vigili e i nonovigili con la paletta, questo è poco ma sicuro.